La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Rieccoci di nuovo insieme anche per questa settimana sportivi di TVM Palermo, il mercoledì alle 15:30 per parlare di eccellenze Serie D, mentre il giovedì alle 21 parliamo di promozione ma anche di prima categoria. Anche se oggi sarà una puntata un po' più particolare perché continueremo a parlare anche di eccellenza, perché proprio ieri c'è stato il turno di ritorno per quanto riguarda i quarti di finale di Coppa Italia. Pertanto apriamo ufficialmente la nostra puntata proprio con la schermata dei risultati delle partite di ieri. Si sono giocate le partite di ritorno dei quarti di finale. Questa è la terza volta in stagione che Modica e Messana si ritrovano una di fronte all'altra. In campionato il 3-2 con il gol di Romano ha fatto il Giro d'Italia, adesso però è il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia e dopo lo 0-0 della gara d'andata qui al Pietroscollo è tutto da decidere. Da una parte la formazione di Mister Raciti che schiera Romano, Cappello, Misseri, Mollica, Salvatore, Sangaré, Sessa, Aliodo, Bonanno, Incadasciato e Torres dal primo minuto. La Messana di Cosimini risponde con Ferrara, Fragapane, Gazzè, Mazzola, Trigamo, Biondo, De Jesus, Rizzo, Cannavò, De Leon e Sottile pronti via. Dopo questo intervento su Cannavò il pallone finisce avanti per Torres, la mette giù il numero 32, prova a girare Mazzola dal fondo, mette il pallone all'indietro, arriva puntuale a centro area, Cappello che fa 1-0, inizio shocking per la Messana e subito vantaggio per il Modica. Al settimo di gioco il buon momento dei rossoblù continua perché spinge ancora la formazione padrone di casa. Da Cappello il pallone stavolta finisce tra i piedi di Bonanno, il controllo dell'attaccante palermitano che la mette all'indietro, al volo Sessa, deviazione di Rizzo, il pallone sfiora il palo. Siamo al decimo di gioco quando arriva il gol del raddoppio sugli sviluppi di una rimessa laterale e Incadasciato che con l'esterno pesca il movimento da parte di Cappello, arriva così il ruento Papito. Questo è calcio di rigore, non ha dubbi il direttore di gara che manda così dal dischetto Bonanno, la rincorsa, uno sguardo a Ferrara, il pallone va da una parte, il portiere dall'altra e il 2-0 per la formazione padrone di casa. Festeggia Bonanno insieme alla tifoseria accorsa nonostante il turno infrasettimanale qui al Pietroscollo di Modica. Al 18esimo il momento buono prosegue, rimessa laterale che pesca Torres, cerca la giocata al limite dell'area, fa partire il destro, stavolta la mette sul fondo. 20esimo ancora il Modica, la rimessa di Sangaré in area di rigore, il tentativo di allontanare termina ancora sui piedi di Torres che forza stavolta la conclusione e la mette direttamente sul fondo. Al 21esimo si vede per la prima volta in avanti anche la Messana, l'apertura di De Leon per Fragapane, stop, sguardo in mezzo, il cross interessante, né Cannavò né Sottile sul secondo palo riescono a chiudere verso la porta. Al 26esimo De Leon servito da Trigamo va alla conclusione, Romano la lascia lì e arriva Giovanni Biondo a riaprirla dopo un complicatissimo inizio. La Messana prova a riorganizzarsi, prova a rientrare in partita e lo fa con l'ex Nuova Virtus, punizione di Bonanno quando siamo al 35esimo, poi al 39esimo Trigamo pesca per vie centrali, Papito l'ha girato, meglio l'ha girata su Misseri che scivola anche Papito fino alla conclusione, parata in due tempi dal portiere romano. Al 44esimo però un altro episodio che condizionerà la gara, da un tentativo di calcio d'angolo della Messana e il rinvio del Modica. Questo scontro tra Torres e Rizzo, Bonanno che lancia lo stesso Torres verso la porta, si presenta davanti a Ferrara, esce l'estremo difensore, lo stende, questo è fallo da ultimo uomo, questo è cartellino rosso, rimane in 10 uomini
uomini la Messana non poteva far altro. Ferrara per fermare Torres, esce Gazzè dentro la rosa, su calcio di punizione ci prova Bonanno. Questa è l'ultima chance del primo tempo, che al Pietro Scollo si chiude per 2-1 tra Modica e Messana. Quando si incontrano queste due formazioni non c'è mai da annoiarsi fino a questo momento, però in Coppa hanno ragione i rossoblu, che sarebbero qualificati, che andrebbero alle semifinali regionali. Vediamo cosa succede però nella ripresa. Passano 2 minuti, la musica sembra non cambiare, il Modica ora è forte anche dell'uomo in più e recupera la sfera qui con Torres sul Rizzo. Si lancia allora in ripartenza Sessa, che può aprire il gioco a destra, dove Bonanno riceve puntuale, attende l'inserimento ancora di Sessa, lo serve, lo premia. Sessa l'ha girata, la rosa in qualche modo riesce a sfiorarla ed è decisiva la deviazione per metterla in calcio d'angolo. 53esimo, Misseri tutto solo, serve Bonanno, l'apertura per Cappello che si concede la doppietta di giornata. Non è il bomber che ti aspetti, ma è quello che serve ai rossoblù per riportarsi sul doppio vantaggio in questa semifinale di Coppa Italia Eccellenza. Minuto 58, Papito per la Messana mette il pallone in mezzo, il neoentrato Deodato, classe 2008, cerca la girata verso la porta, il suo colpo di testa però è preda dell'estremo difensore. Passano i minuti, al Pietro Scollo il Modica cerca di gestire e semmai provare a pungere ancora sugli sviluppi di rimessa laterale sul primo palo. Si cerca Belluso, la chiusura monumentale, coraggiosa di La Rosa che sbarra la strada al possibile +3 della Modica. Minuto 80, la Messana rimane comunque lì, viva e cerca di crederci ancora. Papito mette per il neoentrato le mura, la finta su Aliodo, arriva così Sangaresi, incrociano le corse dei due calciatori e per il direttore di gara questo intervento vale un calcio di rigore, il secondo di giornata. Ezechiel Franchi, così come Bonanno, spiazza nettamente Romano e porta la Messana sul 3-2. 5 di recupero al Pietro Scollo, ma non succede più nulla. La Messana viene eliminata dal Modica nella Coppa Italia di Eccellenza dopo lo 0-0 della gara andata al Sorbello Stadium. La formazione di Raciti si impone di misura e col secondo 3-2 stagionale nei confronti dei giallorossi dopo quello in campionato. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Ne approfittiamo anche per ricordare che proprio ieri si è anche giocato il turno dei 16esimi di ritorno per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione. Anche in questo caso abbiamo la schermata dei risultati. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Abbiamo passato il turno, era obbligatorio farlo anche perché la partita d'andata ci si era messa nei binari giusti, nei canoni giusti, era un 4-1 che ci permetteva di fare anche far rifiatare alcuni giocatori che hanno fatto veramente, hanno tirato la corda fino adesso. E hanno avuto del minutaggio anche altri ragazzi, tra cui molti under che avevamo in campo, quindi diciamo che questo è servito anche per rodare gli altri nuovi arrivi e anche le persone i ragazzi che avevano giocato poco. Infatti devo ringraziare, diciamo che è mancato solo il gol, perché nel secondo tempo abbiamo fatto una pressione costante, abbiamo fatto un gioco che è stato veramente corale, tutti si sono impegnati, sono andati palla su palla. Diciamo che è mancato solo il gol, abbiamo fatto delle buone azioni, però siamo soddisfatti di come hanno interpretato comunque la partita. È una porta di accesso all'eccellenza e non sottovalutiamo. Noi quest'anno siamo partiti con delle idee, purtroppo sappiamo benissimo, abbiamo avuto un momento diciamo no, ci siamo compattati come società, ci siamo compattati insieme ai ragazzi
abbiamo parlato insieme allo staff tecnico e intorno sicuramente al nostro mister, che ha ricominciato nuovamente con le sue idee a trasmettere ai ragazzi le idee di gioco. Quindi sono enormemente soddisfatto del passaggio del turno, perché non dobbiamo assolutamente tralasciare nulla, ecco. E dopo i turni di Coppa Italia sia del campionato di eccellenza che del campionato di promozione, parliamo adesso specificatamente delle partite invece che si sono giocate domenica riguardante proprio il campionato di promozione. Partiamo con il girone A. Sono due le squadre in vetta nel girone A del campionato di promozione, eccola qua invece la schermata dei risultati. Atletico Partinico batte Valderice Calcio 2-0, Aragona Calcio batte Camporeale Calcio 1-0, pareggio tra Casteltermini e Città di Casteldaccia. Vince fuori casa il Fulgatore 3-1 contro il Terasini Mundi. Vince anche fuori casa il Gemini Calcio 1-0 contro il Città di Marineo Calcio. 3-0 del Mazzara Calcio contro l'Aspra. Vince anche il Salemi 1-0 contro l'Alcamo 1928 ed infine Sport Palermo batte Margheritese 2018 2-1. E come avevo già anticipato, due squadre in vetta nel girone A. Parliamo di Gemini Calcio ed Aragona Calcio in testa con 23 punti, con 19 Margheritese 2018, 18 punti Alcamo 1928, con 16 Città di Marineo, Fulgatore e Sport Palermo. 14 punti Valderice Calcio e Mazzara Calcio 46, con 12 il Salemi, 11 punti Atletico Partinico, 5 punti Camporeale Calcio e Città di Casteldaccia, con 4 Casteltermini ed Aspra, chiude all'ultimo posto il Terasini Mundi con un punto. Debbono recuperare una partita Alcamo 1928 e Terasini Mundi. Nona giornata del campionato di promozione girone A, che vede contrapposte da una parte il Mazzara, dall'altra l'Aspra. Giacomo Rustico tra i pali, mentre la sfida è appena cominciata con il primo possesso in favore del Mazzara. Va alla battuta lunga Civello all'interno dell'area di rigore, prova a fare la torre Berri, poi il destro provato dal numero 21 Berri. Può servire sulla corsa per Rustico, che prova il diagonale, la palla esce di un soffio. Il lancio lungo a cercare l'incursione di Novara, che di testa entra in area di rigore, prova a metterla in mezzo dove c'è Perrone. Poi ancora in avanti con Novara, che anticipa proprio il difensore dell'Aspra. Rustico, e si salva in maniera miracolosa l'Aspra. Cosa ha rischiato qui la difesa palermitana? Palla in mezzo con la Francesca, il sinistro e la palla in rete. Mazzara che passa meritatamente in vantaggio. Amato poi la mette giù, ma arriva adesso puntuale dopo 4 minuti di recupero il duplice fischio del signor Rotulo di Agrigento. Dunque rimessa già battuta dall'Aspra, ma il Mazzara ha già riconquistato il pallone con Palazzo che serve Rustico. Poi Berri. La conclusione provata da Berri, Fatnassi. Nuovo break offensivo del Mazzara, il filtrante per Peppe Rustico che entra in area di rigore. Rustico può metterla in mezzo dove c'è Perrone, che arriva alla conclusione in corner dall'intervento in spaccata di Carabillo. Palla messa in mezzo alla bandierina, il colpo di testa di Rustico, il Mazzara raddoppia con il proprio bomber Peppe Rustico, che di testa trova l'angolo giusto per raddoppiare. Perrone gira di testa. La sfera viene riconquistata dall'amico, c'è però Berri che ha un break offensivo, ha una prateria davanti a sé, Berri porta a 3 le marcature del Mazzara, c'è gloria anche per Berri. Giacalone anche Berri, poi il filtrante per il numero 16, il palo, non c'è più tempo. Mazzara, Aspra e Storia, 3-0 il risultato finale. E adesso il girone B. Anche qui due squadre solitarie in vetta, Città di Villafranca e Lascari Cefalù, ma guardiamo i risultati di domenica.
Futura batte Nuova Rinascita 2-1, Sant'Angiolese e Promende Calcio 2-2, Orlandina Calcio batte Comprensorio del Tindari 2-0, Città di Mistretta batte Gangi 2-0, Nicosia batte Monforte San Giorgio 3-1, pareggio tra Torre Grotta 73 e Profalcone, Città di Galati batte Città di Villafranca 3-2 ed infine pareggio tra Lascari Cefalù ed Aluntina. Per quanto riguarda la classifica, eccola qua la schermata. In testa troviamo il Città di Villafranca ed il Lascari Cefalù appaiate con 21 punti, con 20 Futura, 18 punti Orlandina Calcio e Nicosia, con 13 Promende Calcio, 12 Profalcone, con 11 Nuova Rinascita, 9 punti per Torre Grotta 73 e Città di Mistretta, con 8 il Comprensorio del Tindari, 7 punti Monforte San Giorgio e Città di Galati. Chiudono con 6 punti il Gangi e la Sant'Angiolese con 5. Al filare di Rometta va in scena un match importante per entrambe le squadre. Il Torregrotta di mister Giannicola Giunta cerca riscatto dopo l'ultima sconfitta interna contro la Nuova Rinascita che lo ha fatto scivolare al 10° posto in classifica con 8 punti in altrettante partite. Dall'altra parte la Pro Falcone arriva con il morale alto dopo il largo 5-1 inflitto alla Promende e guida gli avversari odierni 3 punti in graduatoria. Sarà una sfida vibrante con i padroni di casa determinati a riprendere slancio e gli ospiti pronti a consolidare la propria posizione in zona alta. Passiamo a raccontarvi del film di questa sfida che si apre dopo 14 giri di orologio con la prima occasione di Marca Torrese. Dal corner di Giordano prova a svettare De Marco, il suo colpo di testa però non inquadra il bersaglio grosso. Alla mezz'ora ancora De Marco gestisce il pallone, assist per Spadaro che però da buona posizione calcia fuori con il destro. 38esimo, sempre solo Torregrotta ad attaccare, tiro di Morabito a segno nell'ultima sfida ribattuto sui piedi di De Marco che a sua volta prova a tirare su Foti ma è tutto fermo per posizione di offside. Si fanno vedere anche gli ospiti un minuto prima del duplice fischio con la punizione di Carini parata dall'estremo difensore rossoblù Raimondi. Ultima emozione della prima frazione di gioco ancora di marca giallorossa, angolo per Catalfamo che di testa fa la barba al palo alla destra di Raimondi, tramonta così sul parziale ad occhiali la prima frazione di gioco. Passiamo con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. 8 minuti al rientro in campo le due formazioni, la sfera arriva a Puleo, il lancio per Carini che ci prova di controbalzo con il mancino, pallone che però termina ampiamente fuori. All'ora di gioco tocca a Cannistrà fare il suo ingresso in campo in luogo di Spadaro. 6 minuti più tardi punizione defilata di Giovanni Giordano che non inquadra lo specchio della porta. 67esimo inizia la partita di Rasà, termina invece quella di De Marco, segue l'ingresso in campo di Battaglia in luogo di Morabito. Ultima emozione di una sfida a dire la verità avara di emozioni, l'angolo di Bonaserro, né Giordano né Cannistrà trovano l'impatto e allora termina 0-0 tra Torregrotta e Pro Falcone che si rincontreranno mercoledì nella Coppa Promozione. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Voltiamo pagina perché adesso parliamo del Girone C dove continua la marcia trionfale del calcio Santa Venerina. Momento super positivo per il calcio Santa Venerina, eccola qua la schermata dei risultati di domenica. Aci Bonaccorsi Calcio batte Atletico Messina 4-0, Bronte Calcio Riviera Nord 1-1, Città di Mister Bianco batte Valdinisi Calcio 1-0, vince fuori casa il Città di Aci Sant'Antonio 2-1 contro il Sant'Alessio, così come vince fuori casa il Calcio Santa Venerina 5-0 contro l'Atletico Catania. Belpasso FC 2014 batte Santa Domenica Vittoria 1-0 ed infine Ionica FC batte Città di Mascali 3-0. Assoluto padrone del girone C del campionato di promozione, parliamo del calcio Santa Venerina, addirittura sono 8 i punti di distacco dalla coppia che occupa la seconda posizione, ovvero il Valdinisi Calcio ed il Belpasso 2014, entrambe con 16 punti. Con 15 Città di Aci Sant'Antonio, Ionica FC, 11 punti Atletico Catania, con 10 Bronte Calcio 2024 e Città di Mister Bianco, 9 punti per il Città di Mascali, Aci Bonaccorsi e Sant'Alessio, con 7 Atletico Messina, con 5 Riviera Nord, chiude
con 0 punti il Santa Domenica Vittoria. Solo un punto per il Bronte contro la penultima in classifica, tante occasioni nella ripresa per chiuderla dopo il vantaggio del primo tempo e alla fine, a 10 dal termine, il Riviera Nord si porta a casa un punticino da Maletto. Finisce 1 pari, il Bronte non vince da 4 gare, 5 compresa la Coppa, per un totale di 10 punti in campionato. A proposito del Memorial Sino, mercoledì su questo campo il ritorno dei 16esimi contro il Belpasso, vincitore all'andata per 3-0. Impresa proibitiva ma non impossibile, si vedrà a metà settimana. Poi a Mascalucia domenica sarà di nuovo campionato in casa dell'Atletico Catania che precede di un punto i rossoneri. Il match con la Riviera inizia subito con un intervento di Citriglia che ferma in angolo Roll. Dall'altro lato ecco il Bronte, Ciraldo per Caruso che si destreggia bene, cross in zona Saccullo che però ha le polveri bagnate anche in un'altra circostanza, la più preziosa, lanciato profondo da Spitaleri, esalta tra i pali Cappello che salva i messinesi. Prestianni cambia fronte di gioco, di fronte a un avversario piuttosto abbottonato, Spitaleri va di netto a destra, San Filippo trova lo spazio per crossarla in ritardo sotto porta Ruffino. Il Riviera a metà tempo non ne approfitta, un tiro da dentro l'area viene, secondo quanto ravvisato ma con molto margine di dubbio dal direttore di gara Mola di Cireale, intercettato da un braccio di Orefice. 11 metri per Roll che spreca il bonus. Al 35esimo il vantaggio rossonero che legittima la supremazia territoriale. Ciraldo pulisce la corsia destra di competenza, prende campo, vede Saccullo che gioca velocemente di sponda su Ruffino. Al centro c'è Prestianni pronto a raccogliere l'assist e il quale in scivolata porta avanti il Bronte. 1-0 per il numero 7 di casa e il primo gol stagionale. Sulle ali dell'entusiasmo è una chiusura in crescendo il primo tempo. Spitaleri per Prestianni che scatta ma viene ingiustamente fermato in fuorigioco tra le contestazioni generali. Proprio sul finire della prima frazione è decisiva una deviazione di schiena di Orefice che evita pericoli di sorta. Nella ripresa il Bronte è massicciamente in avanti per tentare la chiusura conto anticipata. Cross di Ciraldo, lavoro in area di Saccullo e soprattutto Ruffino che in acrobazia sfiora la traversa. Poi Spartà per San Filippo, palla sul secondo palo ma le punte più il neoentrato Montagno non pungono ad un passo dalla porta. La reazione, sporadica per la verità, del Riviera non si fa attendere, brancato da centroarea ma anche il tap-in ed il Bronte la scampa. Partita che non risparmia qualche colpo duro, ammonito Russo per questa testata su piazza a metà tempo. Incredibile invece al 25esimo Caruso per Orefice, quindi Spartà fa distendere i rossoneri, una ventina di metri per liberare all'assist da destra Montagno. Tocchetto per l'inserimento di Spitaleri che la manda all'angolo ma coglie un palo beffardo, ribadisce Ruffino, solo esterno della rete a porta vuota. Un mix totale di sfortuna e imprecisione, il Riviera dice grazie e a 10 dalla fine pareggia con Arena, il quale si insinua nelle maglie difensive avversarie e la mette dentro, 1-1, è il risultato definitivo. A salti finali del Bronte, Spitaleri e Saccullo prendono in mano il gruppo, ma non restano altro che le proteste per una possibile spinta sul numero 10 in area. Quindi qualcosa sul fronte di altri subentrati come Catania e Jallov, inframezzati da Caruso. Spartà riceve dalla mancina, va a crossare lungo, al volo Spitaleri ha una buona coordinazione, proprio ad un passo dalla porta ma poca potenza nel tiro. Per di più alla Riviera non riesce il colpo finale con Amante, sarebbe stato davvero il colmo. A Maletto termina con un punto per parte. Comincia un altro tour de force per il Santa Venerina, 3 partite in 7 giorni, si parte oggi con la trasferta in casa dell'Atletico Catania che tra le mura amiche ha conquistato la maggior parte dei suoi punti, ottenendo 3 vittorie in 3 partite. Primo quarto d'ora di studio, poi inizia a carburare la squadra di Calvaruso. Ardita perde palla, lo attacca Vittorio, poi Pisasale. Il pallone finisce a Crisiglione, Crisiglione attacca centralmente, prova a passare in mezzo, allarga Pessinata di prima intenzione, strepitosa risposta di Pandolfo. Pampinato avanza a testa alta, poi allarga verso Sinatra. Sinatra, uno sguardo in mezzo, il traversone verso Carbonaro che si avvita di testa, deviazione e palla in corner. 36esimo, ancora Spampinato, va in profondità, torre di Crisiglione, tacco di Carbonaro per Sinatra, Sinatra scodella di nuovo per Crisiglione, esce Pandolfo che tocca la sfera, arriva Carbonaro che centra in pieno Crisiglione. Nel finale del primo tempo si fa vedere anche l'Atletico, rimessa lunga di Ardita all'interno dell'area per Montanaro, spalle alla porta, il destro, strepitoso riflesso di Buallegue, un riflesso che merita di essere rivisto. Angolo per gli ospiti, lo batte Pisasale, corto verso Sinatra.
Il cross al centro, respinge Pandolfo, poi Calì in torsione, alta sopra la traversa. Subito doppio cambio per mister Calvaruso dell'inizio ripresa, dentro Fabrizio Scapellato e De Leonardis, fuori Crisiglione e pista sale. Zanella avanza a sinistra, poi la lascia a Fabrizio Scapellato. Scapellato, lungolinea per De Leonardis, combinano i due neoentrati, De Leonardis, la sterzata verso il centro, De Leonardis alla conclusione, fuori bersaglio. Minuto 59, Daniele Scapellato batte rapidamente un piazzato, sul secondo palo esce male Pandolfo, sponda di Carbonaro, dentro per De Leonardis, che sblocca il punteggio. Francesco De Leonardis, terzo gol stagionale, la mossa dalla panchina paga subito dividendi, 1-0 per il Santa Venerina. L'Atletico si getta alla caccia del pari, Orofino scambia con Neri, palla centrale per Ardita, contrasto con Calì, può ripartire il contropiede del Santa Venerina, De Leonardis mette in movimento Sinatra, la posizione è giudicata regolare, Sinatra spinge fino al limite dell'area, cross basso per Carbonaro, anticipato dalla scivolata di Cannone che infila la sua porta nel giro di 4 minuti e 2-0 per il Santa Venerina. Padroni di casa che accusano notevolmente il terribile 1-2 subito, qui Neri sbaglia, concede a De Leonardis un altro contropiede, Carbonaro dentro per Sinatra, Sinatra il controllo, esce Pandolfo e si salva la difesa. Continuano a spingere il rosso giallo-blu, punizione dal limite affidata a Sinatra. Parte Sinatra, morbido, sopra la barriera, non può nulla Pandolfo. Il tocco di un artista, salvo Sinatra. Nono gol in campionato per lui. C'è ormai solo una squadra in campo, corner di Sinatra. Basso per Fabrizio Scapellato, la conclusione, respinge Pandolfo e poi sotto porta arriva il tapin di Francesco Lopez, secondo gol consecutivo dopo quella al Bronte per il numero 2. Un altro doppio cambio per mister Calvaruso, fuori Zanella, dentro Simone Grasso e si rivede in campo anche Pietro Basile. Entra al posto di Daniele Scapellato. Cannone cerca il cambio di gioco per Ardita, capisce tutto Grasso di testa che fa ripartire il contropiede di Sinatra. Sinatra vede il movimento di Carbonaro e lo serve, Carbonaro in aria, Carbonaro il sinistro, respinge in uscita Pandolfo. Un altro cambio per gli ospiti, fuori Daniele Vittorio, dentro Angelo Trovato. Ultime battute del match, Basile sventaglia a sinistra per De Leonardis che la mette giù col petto. De Leonardis all'1 contro 1. La sterzata, il cross sul secondo palo per Carbonaro, lo stop di petto, Carbonaro col sinistro. Mancava solo la sua firma, Nino Carbonaro, nono gol in campionato anche per lui, raggiunge Sinatra. Un super secondo tempo permette al Santa Venerina di sbancare il buon aiuto somma. Il pokerissimo rifilato all'Atletico però non deve ingannare perché gli atletisti hanno disputato una buona prima parte di gara, per poi crollare nella ripresa. Il cammino in campionato della squadra di Calvaruso procede spedito, con una chimica e un'intesa ormai sempre più consolidata nel gruppo. Non c'è tempo però di godersi questo successo, perché mercoledì si torna già in campo. I rosso-giallo-blu infatti faranno visita alla Ionica nel match di ritorno di Coppa Italia. Una sfida molto affascinante con in pari alla qualificazione agli ottavi di finale. Si ripartirà dallo 0-0 dell'andata.
Il Belpasso torna a respirare aria di secondo posto superando col minimo scarto l'ultima della classe del gruppo C di promozione. Nulla di scontato al Nuccio Marino, il Santa Domenica Vittoria, 0 punti in classifica, ha venduto cara la pelle lasciando il risultato in bilico fino alla fine. Belpasso in campo col ritrovato Alberio in mediana con Calì in panchina, senza Milizia e Sant'Orocito che così porta Strano, titolare al centro della difesa, e Viaggio in corsia destra, ma anche con un inedito tridente offensivo firmato Marino, Castelli, Randazzo. Si gioca a una porta sola come da pronostico, angolo di Castelli, testa di Strano sbucato dalle retrovie, respinge corto Perez e Viaggio di testa centra in pieno alla traversa. Alla mezz'ora Marino filtra per Randazzo, ancora Perez salva i suoi su questo rasoterra che fa gridare al gol. Ed il gol partita arriva al 42esimo, Tomarchio in possesso sul rinvio affannoso degli ospiti. Luca pronto a conquistarla e a smistarla, cross sporcato da Sandez, irrompe Castelli che di testa la spinge dentro da 0 metri, 1-0 per il Belpasso dopo il punto in coppa che ha visto il rotondo 3-0 sul Bronte. Castelli dunque si ripete a distanza di 4 giorni, siglando il primo gol in campionato. A proposito, mercoledì è pronto il retur match che varrà l'accesso agli ottavi di Coppa per un Belpasso che di fatto compie l'unico intervento degno di nota in difesa proprio sul duplice fischio e lo fa grazie a Falsaperna. Il terzino al cambio campo bussa dalle parti di Perez, sarà solo angolo per il Belpasso al termine di questa avvolgente manovra firmata Randazzo, Alberio, Luca. La rosa dall'altra parte in uscita, poi rifinita da Capitan Tomarchio, è un segnale d'allarme dell'STV che al quarto d'ora rischia seriamente di pareggiarla con Vanegas sull'unico svarione difensivo di tutti i 90 minuti e passa da parte dei padroni di casa. Riecco in serra sulla via del recupero, entra al posto di Randazzo a metà tempo. Scampato il pericolo, il Belpasso confeziona una grande occasione per chiuderla definitivamente al 25esimo. Luca per lo scatto di Castelli che a tu per tu col portiere non inquadra la porta. Entrano alla mezz'ora Calì e La Spina. Nel frattempo in serra, scambiando con Luca, si propone ma si allunga col petto la sfera e l'azione sfuma. La Spina invece fa valere le fresche energie e mette il turbo a destra. Appoggio al limite per Inserra centralmente. Luca, conclusione da dimenticare. Ultimi minuti per Gabriele Marino e un altro della Juniores, Tommaso Cucinotta. Non ci sono più emozioni al San Gaetano, il Belpasso vince 1-0 sull'STV e pensa alla Coppa. Domenica invece per il campionato sarà trasferta a Mascali.
Sfida dal peso specifico enorme in chiave salvezza al Sorbello Stadium di Bisconte, dove la Cibona Accorsi mette in scena la prestazione più brillante della stagione. La gara si accende immediatamente, Di Venuto scalda il pubblico con un tiro che sfiora il palo, preludio al vantaggio ospite che arriva al secondo affondo. A firmarlo è Cerasuolo, che con un destro a giro perfetto batte Previti e apre la strada ai catanesi. La Cibona Accorsi continua a spingere, sfiorando il raddoppio con Abramo, ma stavolta Previti si oppone con un grande intervento. Nulla può però l'estremo difensore bianco-azzurro sul colpo di testa ancora di Cerasuolo, che raccoglie il cross di Di Venuto e firma il 2-0 e la sua personale doppietta. L'Atletico non si arrende e prova a riaprire il match. Prima la retroguardia ospite si oppone con ordine sull'iniziativa di Di Natale, poi è un super pappalardo a dire no a Guglielmo e a Di Natale, salvando il doppio vantaggio con 2 interventi da applausi. La Cibona Accorsi riprende il controllo e, dopo un gol fallito di un soffio da Di Venuto, è proprio il capitano a rifarsi poco dopo. Diagonale preciso, palla in rete, 3-0 pesantissimo. L'Atletico prova un'altra reazione, ma senza trovare la porta con il solito Di Natale, mentre sul ribaltamento di fronte Di Venuto completa la sua giornata d'oro con un delizioso pallonetto che vale il 4-0 e la doppietta personale. Nella ripresa i padroni di casa si riversano in avanti, costruiscono occasioni in serie, ma in precisione è un monumentale pappalardo provvidenziale su Sturniolo e soprattutto ancora su Di Natale negano il gol che avrebbe meritato gli sforzi dei ragazzi di Midiri. Nel finale la Cibona Accorsi sfiora anche il pokerissimo con Cannavò, fermato da un'uscita coraggiosa di Previti. Con questo successo pesantissimo la Cibona Accorsi vola a quota 9 punti, esce dalla zona play-out e rilancia le proprie ambizioni. L'Atletico Messina resta invece fermo a 7 e scivola in terzultima posizione, costretto a voltare pagina in fretta. Pomeriggio felice oggi qui a Messina, un Cibona Accorsi che in fondo non ti aspettavi dopo l'opaca prestazione di 7 giorni fa. Hai fatto un lavoro incredibile in questi 7 giorni, a dimostrazione che comunque quando la squadra ti ascolta, ti segue certamente anche nei dettami tattici che proponi puntualmente. Ma non avevo dubbi dei ragazzi, come gli dico dentro lo spogliatoio, il discorso è che dobbiamo migliorare a livello mentale. Abbiamo approcciato la partita bene, abbiamo fatto delle correzioni a livello tattico, abbiamo cambiato modulo, i ragazzi mi hanno seguito per quello che io chiedevo e abbiamo fatto la nostra partita già nel primo tempo, hanno dimostrato di avere gli attributi, sono venuti qua senza timori, hanno giocato palla dietro, hanno costruito, hanno finalizzato, poi nel secondo tempo ci siamo accontentati perché è andata così, però dico siamo molto contenti del risultato e guardiamo la prossima con molto ottimismo, ma dobbiamo stare attenti a non abbassare la tensione. Quindi si volta pagina con la consapevolezza di non mollare. No, ma siamo qui appunto per questo. Dopo la partita di sabato scorso ero un po' amareggiato anch'io, perché so quello che possono dare i ragazzi e se non lo danno, essendo io l'allenatore, sono molto esigente da questo punto di vista, mi arrabbio, però credo che questo è un punto di partenza per cercare di non commettere gli stessi errori e di cercare almeno di fare le prestazioni a livello di gioco. Oggi ci siamo riusciti appieno e continuiamo su questa strada. Quali sono stati i punti più importanti che ti sono piaciuti nell'incontro di oggi contro l'Atletico Messina? Sicuramente le rotazioni che facevamo con i quinti di centrocampo e il discorso che avevo giocato la palla in tutti i settori del campo, sia dal portiere fino alla punta, perciò significa che veramente sono entrato dentro la testa dei ragazzi, il merito è loro, la vittoria è tutta loro, è giusto che sia così e cerchiamo di compattare il gruppo e cerchiamo anche di avere i ricambi, fra virgolette, come dico sempre, voglio dei giocatori quasi dello stesso livello. Tutti siamo utili, nessuno è indispensabile e dobbiamo andare avanti su questa strada e con molta umiltà, col lavoro, col sacrificio, con l'impegno sicuramente possiamo toglierci qualche soddisfazione. Il ritorno in squadra di Isaia ti è servito? Pensi di poterlo ancora di più sfruttare in quelle che sono le sue doti? Sì, Andrea è un ragazzo che era con noi l'anno scorso, conosciamo le sue potenzialità,
sicuramente ha dato il suo contributo come gli altri, sicuramente un'arma in più che possiamo avere, sicuramente ci può dare una grossa mano. Continuerai a lavorare certamente anche questa prossima settimana perché sabato c'è il Città di Mister Bianco. Che partita sarà a questo punto dal punto di vista mentale per i tuoi ragazzi? Sarà una partita che dobbiamo affrontare con la stessa mentalità di oggi, è secondo quello che penso io, una diretta concorrente per la salvezza, perciò non dobbiamo pensare dopo questa vittoria, che oltretutto è la prima fuori casa, di essere bravi, dobbiamo solamente pensare a fare quello che abbiamo fatto oggi, a giocare, ad impegnarci, ad avere quella cattiveria sportiva e quella voglia di fare bene. Ogni partita, a prescindere che sia il Città di Mister Bianco sia il Santa Venerina, non ha importanza da questo punto di vista, perciò cercherò di far mantenere la tensione alta anche per la prossima gara, sperando di sfruttare il fattore campo. Raffaele, grande partita, doppietta, 4-0, tutti a casa, contenti e felici. Sarà una settimana dura la prossima perché c'è il Città di Mister Bianco che vi aspetta. Sì, innanzitutto faccio i complimenti ai ragazzi per come si sono allenati in settimana. Venivamo da una settimana dura, dopo una sconfitta in casa meritata più che altro, quindi ci siamo subito messi sotto e abbiamo capito il nostro valore. Abbiamo messo subito la partita in discesa dal lato nostro, quindi faccio i complimenti ancora alla squadra, alla società e a tutto il gruppo soprattutto. Non era facile venire qui e impostare il gioco perché lo sappiamo, è una buona squadra e quindi sono contento sia per me stesso che per la squadra. Si è sentita la tua grande esperienza in questo gruppo proprio questa settimana e oggi hai veramente trascinato alla vittoria i tuoi compagni. Sì, sono contento innanzitutto fisicamente che sto bene, dopo un mese che avevo dei problemini al ginocchio, quindi sono contento, la vittoria è stata una grande vittoria di gruppo, di tutta la squadra e quindi andiamo avanti così. Nicola Spampinato si ritorna in campo dopo quasi un mese di assenza dovuta ad un infortunio, un rientro direi abbastanza sufficientemente interessante, una squadra che comunque oggi ha dimostrato di avere carattere, un 4-0 super meritato. Sì, dovevamo dare delle risposte, le abbiamo dimostrato in campo, in settimana abbiamo lavorato, sapevamo che non eravamo quelli della scorsa settimana e abbiamo parlato appunto di questo. E siamo molto contenti del risultato, ma ancora dobbiamo stare con i piedi per terra perché la prossima settimana ci aspetta un'altra battaglia come ogni partita. Quindi la squadra riparte da questa bella vittoria contro l'Atletico Messina in trasferta, sottolineiamola. Sì, è una vittoria che fa morale, soprattutto ci serve a fare gruppo, a riprendere convinzione delle nostre capacità e dimostrare quelli che siamo sempre in campo e non con le parole. Infortunio che ormai è messo da parte, penso, no? Sì, ho recuperato abbastanza bene, quindi credo che ci sono. Va. Pronto per nuove battaglie. Esatto. Chiudiamo il tabellino del campionato di promozione, lo facciamo con il girone D. Domenica favorevole per l'Acragas che vince in casa mentre pareggia fuori casa il Priolo FC. Ma guardiamo i risultati. Pro Ragusa Priolo FC 2-2. Atletico Megara batte Frigentini 2-1. Città di Canicattini batte Serra di Falco 3-1. Santa Croce Soccer batte Gela 6-0. Noto Calcio batte Calat 3-0. Pareggio tra Sommatinese Calcio e Giminica Scordia. Ed infine Acragas batte Scicli 6-0. Il contemporaneo pareggio del Priolo FC lancia solitaria in vetta l'Acragas di Sebi Catania. Con 22 Priolo FC, con 17 Santa Croce Soccer, 14 punti Giminica Scordia, con 13 Città di Canicattini ed Atletico Megara. 11 punti Pro Ragusa con 10 Sommatinese Calcio, 8 punti per il Noto con 7 Serra di Falco e Scicli, con 6 Calat, con 4 Frigentini, chiude all'ultimo posto il Gela con 2 punti.
Stadio Totorusso di Aragona, l'Agragas di mister Sebbi Catania prosegue la sua marcia senza soste. Dopo l'ennesima vittoria sul campo del Frigentini, la formazione agrigentina mantiene la vetta della classifica in coabitazione con il Priolo e punta a confermare il primo momento positivo davanti al pubblico di casa. L'ospite di giornata sarà lo Scicli, invischiato in zona playout e fin qui capace di raccogliere 7 punti. Formazione dell'Agragas per affrontare questa sfida: c'è Manna tra i pali, a seguire Camilleri, Cipolla, Nodo, Fragapane, Rizzo, King, Marchica, Giama, Tel Lopez e Tripoli. Pronti allora a raccontarvi del film del primo tempo in un match che sarà, ve lo anticipiamo, a forti tinte locali. Al nono infatti è l'Agragas che cerca subito la prima offensiva, ci prova dalla distanza, Tel Lopez colpisce una clamorosa traversa, vediamo la sua giocata balisticamente perfetta, soltanto il legno a evitare il possibile vantaggio agrigentino. Al 21esimo lo Scicli risponde, Cappello per assenza va a calciare anche lui da fuori, non impensierisce però Manna, il risultato cambia al 28esimo, contropiede dell'Agragas con Tripoli che si prende l'out mancino, vale cross, l'intervento in girata di King vale l'1-0, l'Agragas la sblocca poco prima della mezz'ora, minuto 31 ad Aragona, una sola formazione in campo, Marchica verticalizza per Tripoli, si libera dell'avversario, va alla conclusione, viene respinta da Fidone. Al 33esimo serve un cambio in casa Agragas, problemi per Rizzo al suo posto indelicato. Al 38esimo indelicato il neo entrato per Marchica, dentro da King, calcio a botta sicura, deviazione in calcio d'angolo di Fidone. Minuto 39 proprio dal corner che segue Giama direttamente verso la porta, Giama direttamente verso la rete, quella che vale il 2-0 con il calcio d'angolo. Giama mette ancora una volta il timbro sulla partita. Minuto 42, calcio di punizione, sembra già chiuso il discorso dalla distanza. Giama impegna così Fidone, si avventa indelicato, mette dentro, Tel Lopez deve solo spingere in rete, è arrivato il 3-0 dell'Agragas, una sfida nettamente in discesa che sembra già ipotecata dopo i primi 45 minuti. Ad Aragona infatti finisce così il primo tempo, il risultato dice 3-0 in favore dell'Agragas sullo Scicli. Al 48esimo la musica non cambia, Giama avanza, scarta l'avversario, Giama ancora un dribbling, mette dentro e c'è la girata, quella di Tel Lopez che manda ancora in rete, cala il poker, adesso è 4-0. Al 54esimo cambi per mister Sebbi Catania, dentro Gambino per Tel Lopez. Minuto 58, cambia ancora il risultato, qui Camilleri nasconde la sfera d'assenza e parte a destra andando lungo linea per Tripoli, scatenato l'Agragas in questa fase, bruciato Nigro, dentro ancora dove c'è Re che deve soltanto deviare per fare 5-0 e calare la manita. Minuto 62, Agragas ancora sostituzioni, entra Dimora per Marchica, al 66esimo tocca a Nobile per Tripoli, il risultato è ormai al sicuro, ma al 69esimo lancio lungo di Giama per Gambino che dalla destra punta il diretto avversario, sembra andare all'1 contro 1, entra in area di rigore, ancora Gambino, sguarda in mezzo, Gambino fa tutto da solo, prende il fondo, la sua girata e alla fine il pallone che entra in rete vale il 6-0, l'arbitro convalida, l'assistente prima aveva detto che il pallone aveva superato interamente la linea. Col cronometro siamo al 70esimo, entra Erbini per Giama, poi al 77esimo la punizione di Frusca viene messa dentro per Success che aggancia bene la sfera, calcia, la deviazione finisce in calcio d'angolo, finisce così anche la partita ad Aragona, un netto 6-0 per l'Agragas che continua a viaggiare a vele spiegate nel campionato di promozione. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Oggi i ragazzi sono stati bravi, che la prima mezz'ora siamo stati bravi, hanno avuto un impatto importante con la partita, sono contento, ribadisco, per la società, per i ragazzi e per questo splendido, ribadisco, pubblico che non è facile avere in categorie superiori. Abbiamo chiuso dunque il tabellino del campionato di promozione, chiudiamo la nostra trasmissione con il consueto rullo dedicato al campionato di prima categoria.
I risultati e le classifiche dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Come al solito chiudono la puntata odierna di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Noi ci fermiamo qui per questa settimana, ci rivedremo mercoledì alle 15:30 con la prima parte dedicata al campionato di eccellenza e di Serie D, ma ci rivedremo anche giovedì prossimo alle 21, sempre qui sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana. Tra mari e giuri lascisti tu terra d'amori, non muori.